Sindaco, è partita l'estate in Pedoclina, un programma molto ricco e variegato fino addirittura ai primi giorni di settembre. Sì, quest'anno abbiamo voluto ed abbiamo realizzato, grazie anche alla collaborazione fattiva dell'assessore Michele Bunogallo, un programma che parte già dal 21 giugno con il solstizio d'estate, con una serie di manifestazioni alla Torre, e proseguirà poi fino al 6 di settembre con tutta una serie di manifestazioni che vedranno coinvolte quest'anno, rispetto agli anni passati, anche le zone balneari dei lidi. Questo perché, insieme con l'associazione dei commercianti che hanno costituito un comitato nella zona lidi, si è deciso di fare in modo che anche quella parte della nostra città dove d'estate vanno a passeggiare e a passare qualche oretta i nostri concittadini e anche gente che viene da fuori, di poter dare la possibilità di avere una serie di spettacoli di intrattenimento che possano allietare le persone durante queste calde sere d'estate. È chiaro che il programma è un programma che parte già dal 21 di giugno, come ho detto, e si estrinsecherà in un paio di mesi, quindi luglio e agosto, con una serie di manifestazioni e con poi due feste che sono le nostre feste patronali, che è la festa della Madonna del Carmine e la festa di San Calogero, alle quali abbiamo voluto dedicare quest'anno una particolare attenzione da un punto di vista economico-finanziario, perché ritengo e riteniamo come amministrazione, ma come i cittadini di questa città, che le feste patronali rappresentano la storia, la cultura, le tradizioni di un popolo, ed in modo particolare la festa della Madonna del Carmine e di San Calogero rappresentano per noi due momenti importanti della nostra cittadina. Le manifestazioni che quest'anno abbiamo voluto inserire in questa cartellonistica, oltre alla sesta edizione del Premio Vigata, e quindi abbiamo 8 serate di teatro organizzate dal grande uomo di teatro che è Giovanni Volpe, abbiamo voluto inserire anche una serie di manifestazioni che vanno dalla musica al cabaret, perché vogliamo coinvolgere l'intera città, non soltanto fasce da 0 a 20 anni, ma l'intera popolazione che abbia modo di poter uscire, passeggiare e trascorrere qualche ora nella nostra città, cercando anche di poter attrarre dai comuni limitrofi e comunque anche da fuori provincia gente che possa venire nella nostra cittadina. Il cartellone è variegato, come ha visto lei, caro direttore, ci auguriamo che sia un'estate calda per com'è, che il problema dell'acqua non diventi ancora un problema particolarmente gravoso per l'intera provincia e per la Sicilia, e quindi auguro una buona estate, un buon divertimento a tutta la città di Porto Empedocle e a tutti coloro che avranno il piacere di venirla a visitare. Assessore Gallo, un'estate ricca, intensa, un programma molto dettagliato e particolareggiato. Certo che servirà ad attrarre non solo i turisti della nostra provincia, ma anche fuori? Sì, quest'anno abbiamo realizzato un programma molto ampio e vario che va appunto dal 21 giugno fino al 6 settembre, dopo le festività di San Calogero. Un punto molto importante di quest'anno è l'estensione del programma anche al Lido Azzurro, grazie alla collaborazione dei commercianti. Anche lì monteremo un palco e parte degli eventi saranno anche posti lungo il lungomare. Avremo quindi anche musica, sfilate, riprenderemo la sfilata Miss e Mister Azzurro che veniva fatta qualche anno fa. Programma quindi sia al Lido sia quindi a Piazza Kennedy, dove riprenderemo la formula vincente con il 6° premio Vigata Andrea Camilleri, grazie al direttore artistico Giovanni Volpe. Ci accompagnerà con 8 serate, poi avremo diversi concerti, saggi di scuole di canto e serate di cabaret. Sarà quindi un programma che coinvolgerà quindi tutti, sia grandi che piccoli. Auguro una buona estate in Pedoclina a tutti.